Colpito con numerose coltellate all'addome, al collo, al volto, fendenti che non hanno lasciato scampo a Marco Cossi, 48enne friulano originario di Latisana, trovato agonizzante nella notte al lato della strada nel sottopasso della tangenziale tra via Isonzo e via Santi Fabiano e Sebastiano a Padova. Il corpo dell'uomo è stato notato da un passante che verso mezzanotte ha allertato le forze dell'ordine. I medici del 118 hanno cercato di rianimare il 48enne che è morto dopo pochi minuti. Questa mattina i poliziotti della squadra mobile della questura di Padova e la polizia scientifica hanno setacciato a lungo tutta la zona vicino al tratto boschivo a fianco della tangenziale e nei campi vicino all'aeroporto alla ricerca dell'arma del delitto di cui ancora non c'è traccia. Marco Cossi, dopo essersi trasferito dalla Tisana, viveva a Selvazzano Dentro con l'anziana mamma. Un lavoro stabile nel settore della logistica, nessun precedente di polizia, nessuna segnalazione di frequentazioni pericolose che possa far pensare a vendette o a regolamenti di conti. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita, cosa lo abbia portato in quest'area piuttosto isolata di Padova in piena notte. Forse aveva un appuntamento con una o più persone o è stato un incontro casuale, conosceva il suo aggressore. Sono tutti interrogativi ancora senza risposta. Al momento però la polizia esclude che all'origine del delitto ci sia una rapina. La vittima aveva in tasca il portafoglio e tutti i suoi effetti personali. I motivi dell'aggressione sono dunque un mistero. Certo è che nella zona i residenti dicono di vedere spesso giri strani nelle ore notturne. Diciamo che non è una zona molto sicura. Ecco, perlomeno per chi passeggia qui con i cani ovviamente c'è una certa sicurezza e per gli altri dopo c'è un via vai continuo, soprattutto di extracomunitari, quello in dubbio come ovunque. Ecco, ogni tanto si sente di qualche aggressione o tentativo di aggressione, quello diventa quasi settimanale. Sono una donna, quindi provo di evitare passare da sola. Il 48enne avrebbe cenato con la mamma e poi sarebbe uscito di casa senza dire dove andava. Non distante dal luogo dove è stato trovato il cadavere è stata rinvenuta l'auto di Cossi, una Golf di colore grigio con le portiere aperte e le chiavi ancora inserite.